Qui si sono espressi liberamente tutti i più grandi artisti, tutti coloro i quali hanno saputo intrecciare i loro talenti con le rappresentazioni e le problematiche e così anche con i sogni e i conflitti del mondo intero. Il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, abbassa i toni delle polemiche e richiama l'importanza di pace e libertà, da 131 anni valori costitutivi della Biennale. Il ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuri per questa volta ha preferito evitare di venire a Venezia alla presentazione dei lavori ultimati al padiglione centrale dei Giardini, realizzati con i fondi del PNRR, inviando in laguna il vice capo di gabinetto Valerio Sarcone. 16 mesi di lavori, 31 milioni di euro di investimento. Oggi si apre una nuova sfida ed è al termine di un'impresa che non è stata semplice, però compiuta rispettando tutti gli impegni presi. Grazie al Ministero della Cultura, nella persona di Alessandro Giuri, il Ministro, e al suo delegato oggi, il vice capo di gabinetto Valerio Sarcone. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche vicepresidente della Biennale, ha ribadito che non si tratta di ospitare propaganda russa né di mettere in dubbio il sostegno incondizionato all'Ucraina. Buttafuoco, presentando i lavori, ha voluto accanto a sé i suoi predecessori Paolo Barata e Roberto Cicutto. Ma se facesse propaganda saremmo noi stessi a chiuderlo probabilmente, ma la propaganda non è ammessa, non stiamo facendo propaganda, parliamo di cultura, di arte, poi ognuno racconta le cose a modo suo. Considerate che noi siamo disponibili, abbiamo già dato grande disponibilità anche a essere presenti a dissidenti, non soltanto russi ma anche di altri popoli, di altre nazionalità. È la storia di Venezia, quella della diplomazia, di essere aperta, e se vogliamo veramente la pace da qualche parte bisogna sedersi anche a parlare. Che il ministro sia venuto è un segno importante di una posizione del governo italiano che noi rispettiamo, ma ognuno nella sua libertà ha il diritto di agire come crede. Richiamo all'unità anche da parte del governatore Stefani. Pax tibi marce evangelista meus, la pace sia a te, e questo deve essere il messaggio che anche l'arte deve lasciare, uno spazio libero di cultura, di espressione, capace anche di far dialogare, perché l'arte non deve per forza dare risposte, l'arte deve anche interrogare e lasciare delle domande. E credo che la fruizione di questa Biennale possa essere un'occasione non per scontrarsi, non per continuare a fare polemica, ma per dare occasioni di pace e di dialogo.